lampo nel carcere di Montorio per Filippo Turetta. Il ragazzo ha ammesso piangendo davanti al GIP l'uccisione di Giulia Cecchettin, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ancora incerta la data dei funerali a Santa Giustina. L'omicidio di Cannareggio, in un video la fuga del killer ancora armato di fucile tra i passanti in strada nuova. L'arresto di Raffaele Marconi convalidato dal magistrato. Strage del busto di Mestre, iniziata stamane la perizia su sterzo e ruote anteriori del mezzo precipitato il 3 ottobre dal cavalcavia. Presenti gli esperti della procura, i periti e i legali dei 3 indagati. La tragedia di Santo Stefano di Cadore, l'investitrice, la tedesca Angelica Hütter, capace di intendere e di volere, secondo la psichiatra che ha firmato la perizia per la procura, si era occupata anche del caso di Benno Neumayer. Svolta nel caso delle migliaia di multe scattate dai 2 Velox lungo la strada 307 del Santo a Cadone, che saranno tutte annullate in autotutela dopo gli accertamenti disposti dal Comune. In corso a Padova la prima assemblea di Confindustria Veneto Est, il presidente Destro la richiesta al governo, servono più investimenti, in apertura un minuto di rumore per la 22enne di Vigonovo. Comincia a prendere forma il nuovo ospedale di Padova Est, presentati questa mattina il progetto e il plastico, c'è anche la data di conclusione lavori 2031. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Queste le notizie principali del nostro notiziario, ma partiamo subito presentandovi il sondaggio di questa sera che tocca uno dei temi tanto dibattuti in questi ultimi giorni, dal femminicidio di Giulia Cecchettin, il tema del patriarcato. Vi chiediamo: vige ancora in Italia? 0422 16 26691 se la vostra risposta è sì, 0422 16 26690 se la risposta è no. La chiamata è gratuita, l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ringhe. Allora vediamo proprio all'interrogatorio questa mattina in carcere a Verona per Filippo Turetta. Il ragazzo ha confessato piangendo l'uccisione di Giulia, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prima il silenzio, poi la confessione tra le lacrime. Ho ucciso Giulia. Filippo Turetta oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha ritenuto doveroso rendere delle dichiarazioni spontanee con le quali ha sostanzialmente confermato le ammissioni fatte alla polizia tedesca. Un interrogatorio lampo iniziato alle 10, terminato circa mezz'ora dopo nel carcere di Montorio a Verona, quello davanti al GIP del 22enne di Torreglia accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin e di sequestro di persona. Oltre al GIP e al legale di Turetta era presente anche il PM. Quando è stato arrestato dalla polizia stradale tedesca, il ragazzo aveva detto di aver ucciso la sua fidanzata e di aver provato più volte a farla finita, anche puntandosi un coltello alla gola, ma senza riuscirci. Le dichiarazioni verbalizzate dai tedeschi però non hanno valore giuridico in Italia, mentre quelle odierne sì. Ora la difesa potrebbe puntare su un'istanza di perizia psichiatrica. Non verrà invece presentata richiesta al riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere né affievolimenti della misura. Dal lato dell'accusa non è ancora noto se verranno contestate una o più nuove aggravanti, compresa la premeditazione, la crudeltà, questo dipenderà dagli esiti dell'autopsia, e il reato di occultamento di cadavere. Per il legale di Elena Cecchettin, l'omicidio della sorella è aggravato dallo stalking. Turetta, ha spiegato l'avvocato, ha dimostrato di essere un molestatore assillante. Il suo comportamento, ha detto, è connotato da plurime e reiterate condotte che descrivono fame di possesso verso Giulia. Intanto si attende a giorni l'arrivo in Italia dell'auto nera e degli oggetti sequestrati all'interno. Poi passerà nelle mani dei carabinieri del RIS di Parma per essere analizzata. Non è invece ancora stato ritrovato il telefono di Giulia, che per l'ultima volta si è agganciato quella sera a una cella di Marghera verso le 22:45, né il suo PC. Vicino al cadavere poi c'era una sola scarpa della ragazza e una ventina di oggetti, tra cui alcuni suoi vestiti e un libro illustrato per l'infanzia. Su questi dettagli gli investigatori vogliono vederci chiaro per capire se Turetta abbia deciso appositamente di collocarli lì. Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali di Giulia. In queste ultime ore è circolata la notizia di un possibile ultimo saluto sabato 2 dicembre nella chiesa di Santa Giustina a Padova, quindi all'indomani dell'autopsia, ma la conferma ufficiale ancora non c'è. Un video ripreso con un cellulare dal Ponte delle Guglie a Venezia mostrerebbe gli attimi seguenti l'assassinio del 25enne tunisino ucciso sabato sera in un bar di San Geremia. Tra le piste battute dagli inquirenti lo spaccio di droga.
Meno di 20 secondi ripresi con un cellulare dal Ponte delle Guglie mostrano quelli che dovrebbero essere gli attimi immediatamente seguenti alla sparatoria in cui sabato sera è stato ucciso il 25enne tunisino Khalil Mallat in un bar di Salizzada San Geremia. Poche ore dopo ci sarebbe stato l'arresto del 33enne veneziano Raffaele Marconi da parte dei carabinieri. Il video sta girando per i cellulari di mezza Venezia ed è stato ripreso da diversi mass media. Un uomo percorre Rio Terra San Leonardo in direzione Rialto. Siamo a pochissimi metri dal luogo della sparatoria. In braccia quello che appare il fucile a canne mozze utilizzato nel delitto. Scosta i numerosi passanti che incrocia in una via trafficata come sempre il sabato sera. Nei primi fotogrammi si riesce anche a leggere l'ora per una brevissima e casuale ripresa di un orologio, più o meno le 23:20. Di fronte all'uomo che si allontana c'è una seconda persona. Non si capisce se stia fuggendo. Sabato sera, secondo i testimoni, il fucile si sarebbe inceppato dopo essere stato puntato su di un secondo tunisino, o si tratti di qualcuno che si trovava assieme e che lo sprona ad accelerare il passo. Raffaele Marconi è stato arrestato la notte stessa del fatto. L'arma, detenuta illegalmente, un fucile a canne mozze calibro 12, privo di matricola, è stata ritrovata in un canale. Le indagini devono chiarire i motivi di ciò che è successo. Una lite scoppiata per futili motivi come un apprezzamento alla moglie del veneziano convincono poco gli inquirenti, che stanno battendo anche la pista dello spaccio di droga. Strage del bus di Mestre, è iniziata stamane la perizia su sterzo e ruote del mezzo con gli esperti della procura, periti e legali dei 3 indagati. Al via nel deposito dell'ex mercato ortofrutticolo di Mestre la perizia degli esperti disposta dal sostituto procuratore di Venezia Laura Cameli su sterzo e ruote anteriori del bus che lo scorso 3 ottobre ha precipitato dal cavalcavia superiore di Mestre causando 21 morti. È stata smontata la barra sterzante di collegamento tra la ruota anteriore destra e quella sinistra, oltre 2 bulloni, quello rotto e quello aggiustato. Ora bisognerà verificare se si sia trattato di una rottura iniziale, che quindi avrebbe portato allo sbandamento del bus, oppure se sia avvenuta in seguito all'urto o alla caduta. A pochi giorni dall'incidente, però, un ex autista della linea aveva puntato il dito proprio ai nostri microfoni sugli sterzi di questi mezzi. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica. Basta vedere le strade di oggi che ci sono a Mestre, tipo ad Asseggiano, no? Dubbi da subito espressi anche dall'assessore comunale alla viabilità. L'abbiamo detto fin da subito, se un autobus colpisce continuamente un guardrail e l'autista non riesce a riportare a sinistra il mezzo, vuol dire che qualcosa è successo a quella ruota anteriore destra. E voi avete ben evidenziato in alcune immagini molto eloquenti la questione e oggi finalmente ringraziamo la Procura perché si arriva ad esaminare con i periti con questa situazione. Presenti alla perizia, oltre alla PM e ai suoi 2 tecnici ingegneri meccanici dell'Università di Padova, anche i legali della linea e dei 2 dipendenti comunali indagati dalla Procura, oltre ai periti di parte. Saranno eseguite analisi di vario tipo, ancora da stabilire però modalità e tempi. Mentre si attende il prossimo sopralluogo dell'ingegner Migliorino sul cavalcavia superiore il 5 dicembre, gli esiti delle perizie sulle telecamere di bordo e quelli dell'esame autoptico sul cuore dell'autista Rizzotto. Angelica Hutter sarebbe capace di intendere e di volere, porta la firma della psichiatra Anna Palleschi, la perizia commissionata dal PM Simone Marcon sulla 32enne tedesca che il 6 luglio scorso investì a Santo Stefano di Cadore Mattia Antoniello, 2 anni, il papà Marco di 47 e la nonna materna Maria Grazia Zuin. Dalla perizia si vincerebbe che la Hutter non soffra di patologie psichiatriche o disturbi della personalità tali da compromettere la sua capacità di scegliere, come dimostrerebbe anche l'assoluto silenzio nella quale la Hutter si è chiusa fin dall'interrogatorio di garanzia tenutosi all'ospedale civile di Venezia. La perizia è giunta a pochi giorni dalla scadenza dei 6 mesi di carcerazione preventiva per l'investitrice. Svolta nel caso delle migliaia di multe scattate dai 2 Velox lungo la statale 307 del Santo a Cadone, che saranno tutte annullate. Abbiamo deciso di annullare le sanzioni che sono state comminate sulla strada regionale 307 dal giorno dell'accensione al giorno dello spegnimento e ritengo vi siano gravissime responsabilità nei confronti di chi ricopriva l'incarico di responsabile della polizia locale di Cadoneghe.
Annullate tutte le multe emesse in poco meno di 2 mesi di funzionamento dai 2 Velox accesi il 23 giugno 2023 lungo la strada 307 del Santo nel comune di Cadoneghe. Il parere pro veritate giunto dall'indagine interna affidata all'avvocato Antonio Greco ha messo la parola fine. Le 58.000 multe emesse saranno annullate. Sono emersi dei vizi gravissimi e accendere quel rilevatore è stato un abuso di potere. Il procedimento è partito subito. Ad oggi procediamo ad annullare i primi 16.000 verbali, un lotto di primi 16.000 verbali che voi vedete qui. Ho dato un modulo a tutti i cittadini che potranno trovarlo a partire da domani nel nostro sito istituzionale, istanze di autotutela, lo compileranno e flegheranno, metteranno una crocetta nel caso che gli riguarda. Il modulo potrà essere consegnato a mano, soluzione riservata alle categorie più deboli, o inviato via raccomandata alla sede della Polizia Locale di Cadoneghe o via PEC all'indirizzo verbali 307.cadoneghe.pd@legalmail.it. Adesso andiamo in fiera a Padova, dove è in corso l'Assemblea Generale di Confindustria Veneto Est. Per noi Chiara Gaiani. Buonasera Chiara. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori. Sì, si sta svolgendo qui la prima assemblea di Confindustria Veneto Est. Ricordiamo dal 1 gennaio 2023 questa Confindustria racchiude le importanti Confindustrie di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. 2500 gli imprenditori in sala, una sala da cui partono delle sfide, una Confindustria che guarda al futuro a partire dal titolo dell'assemblea, della prima assemblea, che è una sorta di manifesto, collaborare per agire in un mondo che cambia, sfide che vengono lanciate con la casa, anche pensate il tema della casa al centro di questa assemblea, che prevederà al termine della serie di interventi che si stanno succedendo dal palco appena parlato il governatore Zaia, la rettrice dell'Università di Padova Daniela Mapelli, nella firma appunto di un protocollo tra Confindustria e Regione Veneto. Però c'è stato anche il lancio di una serie di preoccupazioni che noi abbiamo raccolto a margine prima dell'inizio dell'assemblea con il collega Andrea Benetti. Allora sentiamo la prima parte dell'intervista al presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro. Solleciteremo il Ministro su quelle che secondo noi sono delle necessità impellenti e urgenti in termini di investimenti e quindi di Industry 5.0 da mettere a terra velocemente. Il Ministro parla di 12 miliardi, vogliamo capire bene nei decreti attuativi cosa c'è dentro, però se la direzione è quella di supportare gli investimenti delle imprese nelle 3 transizioni fondamentali, digitale, sostenibile e energetico, per noi è la strada giusta. Bisogna però farlo velocemente perché, torno a dire, non possiamo fermare la crescita, non possiamo fermare gli investimenti. Perché la manovra del governo non vi convince del tutto? Siete preoccupati da quest'ultimo trimestre? Beh, se guardiamo quello che conteneva la manovra è sicuramente poco, il 9% dedicato al mondo dell'industria è sicuramente poco. Noi abbiamo invece bisogno di una politica economica dell'offerta, una politica economica vicino all'industria, forte e concreta. È intervenuto in videocollegamento anche il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ma questa assemblea si è aperta intorno alle 17:20 con un minuto di rumore per Giulia Cecchettin, la cui foto è campeggiata proprio nell'assemblea, e con un impegno forte da parte degli industriali di Confindustria Veneto Est a ridurre il gender gap. Allora sentiamo con le immagini del collega Andrea Benetti e poi anche ancora con le parole del presidente Leopoldo Destro proprio questo minuto intenso dedicato alla scomparsa di questa giovane donna che era proprio un simbolo del nostro Veneto. Tra l'altro, pensate, aveva anche corso per i colori di Assindustria Sport. Ecco, allora poi da qui noi restituiamo la linea. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Andrea Benetti da Padova. Poi qui è tutto.
Giulia Cecchettin è una di noi, una del nostro territorio, una ragazza laureanda in ingegneria della nostra università. Ci sentiamo in dovere come classe imprenditoriale di questo territorio di far capire in maniera molto chiara, molto ferma, come atti di violenza, atti discriminatori, atti di mortificazione, specialmente nei confronti delle donne, non devono trovare assolutamente cittadinanza nella nostra comunità, nelle nostre imprese. Grazie a Chiara Gaiani ed Andrea Benetti. Restiamo a Padova perché inizia a prendere forma il nuovo ospedale di Padova Est. C'è un progetto, c'è un plastico, c'è anche una data. 2031 è questa la data ufficiale per la fine dei lavori del nuovo ospedale di Padova Est. Siamo arrivati al progetto di fattibilità tecnica ed economica, 20 ettari di superficie, 963 posti letto, di cui 90 in terapia intensiva e 45 sale operatorie con tecnologia all'avanguardia. A questo si aggiungerà il Polo Giustiniani, l'attuale ospedale, che avrà 719 posti letto, il nuovo ospedale pediatrico già in fase avanzata e un nuovo ospedale mamma-bambino. E poi la volontà di attrarre professionisti della sanità, medici e infermieri, per colmare le attuali carenze di organico. Diciamo che ci sono tutti gli strumenti per essere assolutamente attrattivi. Cioè il professionista, il medico che si laurea oggi non può che guardare a questo ospedale come un punto di arrivo. E questo peraltro diventa il primo polo ospedaliero nazionale e tra i più importanti e performanti a livello internazionale. Già adesso l'azienda ospedaliera Università di Padova riesce con tutti i suoi professionisti, compresi gli specializzandi, a dare le risposte che servono senza ricorrere a esternalizzazioni o a convenzionamenti esterni. Andiamo verso un periodo dove i percorsi formativi hanno sviluppato un modo diverso di programmazione degli stessi e quindi dovremo avere veramente risultati ottimi dal punto di vista delle professioni all'interno dell'ospedale. In totale 1.682 posti, record a livello nazionale. Il costo complessivo dell'opera è poco meno di 871 milioni di euro. Abbiamo raggiunto un grande risultato, c'è stato un grande lavoro di squadra, regione, azienda ospedaliera, università. Sono felice. Il 2031 sembra lontano, spero è domani il 2031. E poi la componente universitaria con una torre della ricerca alta 7 piani. È un luogo, un grandissimo ospedale con un respiro internazionale in cui si va direttamente dalla ricerca al letto del paziente e viceversa. Anche i dati raccolti sul paziente saranno importantissimi per la conoscenza del futuro. Per raggiungere l'ospedale ci sarà una nuova stazione ferroviaria a San Lazzaro, una bretella dell'Arco di Giano, un capolinea del tram, la linea 2 e poi un eliporto e un vertiporto per i droni che trasporteranno persone. Infine una ciclabile e una passerella pedonale. Qualche istante di pubblicità tra poco. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Temporaneo aumento della pressione atmosferica, bel tempo sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 29 novembre. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dal sole, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso un po' ovunque. Temperature minime in calo, saranno sotto zero praticamente ovunque, massime stazionarie tra i 5 e i 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà sereno, dal pomeriggio sera probabilmente un po' più umido con più nubi e possibili foschie sulla bassa pianura. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso molto soleggiato, aumento della nuvolosità poi dalla sera. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star,
le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.